Noi di Rete Veneta abbiamo la memoria lunga, come voi telespettatori. E allora ricorderete che più e più volte abbiamo chiesto e sollecitato l'amministrazione di Vicenza, sin da quando sindaco era ancora Achille Variati, a sostituire i brutti New Jersey in cemento armato, posti come barriere antiterrorismo ai varchi del centro storico, con dei bei vasi pieni di fiori. Oggi torniamo alla carica con l'assessore competente, Matteo Celebron. È possibile finalmente, Assessore, realizzare questa bella idea che noi portiamo avanti da anni? Sì, dopo i vostri numerosi servizi ci siamo impegnati anche di fronte ai cittadini, anche in Consiglio Comunale, e da poche settimane abbiamo ottenuto il via libera della Soprintendenza per i beni culturali a sostituire quei New Jersey in cemento che non fanno certo onore alla città di Vicenza, che è patrimonio UNESCO, con delle fioriere che abbelliranno l'entrata del centro storico, ma soprattutto garantiranno appunto la protezione per quanto riguarda l'antiterrorismo. Fioriere che dal punto di vista architettonico, ma soprattutto anche dell'arredo urbano, miglioreranno sicuramente il nostro centro storico e daranno la possibilità di eliminare quei fastidiosi New Jersey in cemento. Bene, Assessore, le sue parole sono musica per le nostre orecchie. Tra l'altro lei sa che noi di Rete Veneta portiamo sempre le istanze dei cittadini di Vicenza, quindi la loro voce è la nostra voce, però noi siamo come San Tommaso, vogliamo vedere per credere, e allora il nostro è un arrivederci a quando? Beh, entro il mese di giugno contiamo di installare le nuove barriere e quindi di sostituire quelle in cemento presenti oggi. Bene, Assessore, allora il nostro è un arrivederci a giugno, ce lo segniamo sul calendario, quando finalmente al posto di quei brutti New Jersey in cemento armato come barriere antiterrorismo potremo ammirare delle fioriere. E allora la questione non finisce qui, ma Continua. continua.